Buon lunedì, buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Ci ritroviamo insieme per chiaramente ritornare sulla partita di venerdì, quella giocata e vinta dal Catania in casa con il Cerignola, ma siamo evidentemente alla vigilia anche della finale di Coppa Italia di domani con il Padova, che il Catania giocherà in trasferta. Allora, per parlare di Catania, di questo momento assai delicato della stagione per i rossonerazzurri, mi collego come sempre con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, diciamo subito che la vittoria, quella con il Cerignola, che è arrivata nei minuti finali con tanta sofferenza, potrebbe forse dare quella spinta psicologica in più ad una squadra che fino a questo momento comunque ha sofferto parecchio durante la stagione, in particolare in campionato, perché poi il cammino in Coppa Italia del Catania è stato davvero importante. Sì, Angelo, anche se è evidente a tutti che sia stata una prestazione con più meno piuttosto che fattori positivi, perché è una squadra che purtroppo non ha ancora messo insieme una condizione atletica degna di questo nome, ma non per demerito dell'attuale staff, me ne guarderei bene, ma per tutto quello che si è avvicendato nell'arco di questa sfortunata e travagliata stagione. Sicuramente sono 3 punti fondamentali per avvicinare il traguardo della salvezza, anche alla luce del pareggio di ieri tra Monopoli e Turris, è chiaramente un buon viatico in vista della partita di Padova. Ma pensare di uscire con risultato utile dall'Euganeo con una prestazione come quella che abbiamo visto contro il Cerignola mi sembra francamente difficile. Seppur dobbiamo tener conto dello stato di forma attuale del Padova, che non è certamente il migliore che la squadra di Torrente ha espresso fino a questo punto della stagione. Anche il Padova ha avuto problemi nelle ultime uscite e su questo forse il Catania può prendere quella dose di coraggio necessaria per giocare la partita, ma per soprattutto tenere il campo per gli interi 90 minuti, perché contro il Cerignola abbiamo visto un discreto primo tempo, oggettivamente con una copertura del campo efficace, grazie anche alla buona prestazione che abbiamo sotto gli occhi di Mino Chiricò. Poi in questo arco che è andato dalla fine del primo tempo all'inizio della ripresa, la squadra si è come trasformata in peggio. I primi 10 minuti della ripresa sono stati scellerati, hanno dato coraggio al Cerignola e poi da lì è nata un'altra partita. Penso che senza il Jolly pescato da Zammarini a 4 minuti alla fine, oggi saremmo a commentare un'altra tappa negativa di questa stagione, assolutamente difficile e piena di handicap. Questo gol sicuramente mette un buon margine, che non significa salvezza, un buon margine di sicurezza in vista della gara di Torre del Greco che seguirà quella di Padova, e può dare una spinta, come dicevi tu, giustamente emotiva alla squadra in un momento così delicato della stagione. Quello che stiamo vedendo la classifica, sì. Nel frattempo evidenziamo che ancora si deve giocare una partita stasera, Potenza Picerno, e che il Catania in questo momento si trova a più 12 rispetto a quelle che potrebbero essere poi anche il Monterosi, che è la penultima in classifica, che potenzialmente nel caso in cui il Catania dovesse arrivare diciamo quintultimo non si giocherebbe, lo ricordiamo, lo spareggio play out. Questo è Sì. Anche se ovviamente in questo momento diciamo il divario più importante è quello sulla Turris, che occupa attualmente la quintultima posizione in classifica e che fa gara sul Catania, anche in considerazione del fatto che appunto si giocherà domenica allo Stadio Liguori, questo Turris Catania che vale tanto e che sarà di difficile gestione per lo staff tecnico, proprio perché arriverà 5 giorni dopo la finale d'andata di Padova, quindi anche sotto questo profilo la gestione degli effettivi potrà in qualche modo fare la differenza nell'ottica di questi due confronti, anche perché è una rosa che già accusa delle defezioni
di varia natura, e quindi sarà sicuramente chiamata a un dispendio di energia sia psichica che fisica nella partita dell'Euganeo, e bisognerà capire appunto in che condizioni poi arriverà alla partita di Torre del Greco. È un po' lo snodo di questa stagione, Angelo. Questa settimana può segnare in tanti modi il finale della stagione del Catania, e poi eventualmente, insomma, per quelle che possono essere le proiezioni di un appendice post season in chiave playoff promozione. Allora, Ma questa settimana secondo me segnerà in maniera rilevante appunto il finale di stagione del Catania. per restare sulla partita e poi magari ci proiettiamo quella passata, cioè quella con il Cerignola, e per proiettarci poi alla successiva, io direi di andare a vedere intanto il top del match, per restare sulla partita con il Cerignola, e poi sulla partita invece, sulla gara di domani con il Padova, sentiremo le parole di Michele Zevoli alla vigilia. Sentiamo allora e vediamo la scheda di Roberto Zammarini, che tu match winner. esattamente considerato, diciamo, il top del match. Sì, Roberto Zammarini che dopo un periodo di stop per l'infortunio subito nella partita di Foggia sta riacquisendo uno stato di forma consono agli standard che avevamo visto con profitto nell'arco del girone d'andata, sicuramente uno dei più positivi nell'arco della prima parte della stagione. È un giocatore che abbina quantità e quando serve qualità. Lo testimonia il dato delle presenze in campionato, dei gol, degli assist, con appunto 34 presenze tra campionato e Coppa, 4 gol e 2 assist, 3 in campionato, 1 in Coppa Italia e 2 assist, quindi un buon bottino per un centrocampista che insomma sa fare tutte e due le fasi. Tra l'altro annovera in carriera uno score importante in Serie B, abbiamo visto appunto sul riquadrino di destra 91 presenze con 6 gol e 5 assist tra i cadetti, vestendo le maglie di Pisa e Pordenone. Allora, questo per Roberto Zammarini, top del match. Poi vedremo le pagelle complete questa sera nel corso di Corner, lo ricordiamo, a partire dalle 20:45 sempre su Telecolor, e parleremo solo di Catania questa sera, come sempre avviene per Corner, nella versione estesa ci proietteremo proprio alla partita con il Padova. E allora a questo ci riagganciamo, e mi riaggancio con le parole di Michele Zevoli alla vigilia, proprio a poche ore dalla sfida di domani, questa finale di andata. Sentiamo. Recuperiamo qualche giocatore e vediamo se parte dall'inizio oppure a partita in corso, anche perché le forze devono essere centellinate. Ho parlato con i ragazzi, oltre a parlare della partita in sé per sé, ho detto loro l'importanza che può avere per i tifosi presenti all'Euganeo, che saranno tanti, chi rimarrà a Catania e chi ci vedrà da fuori. Dunque sappiamo che la responsabilità è tanta e non vogliamo deluderli, vogliamo continuare questo sogno. Mi aspetto una partita con tante situazioni dove probabilmente dovremo soffrire, però abbiamo preparato qualcosa anche per mettere in difficoltà una squadra come il Padova. Sappiamo, come ho detto, ce la giochiamo su 2 partite. E questa è la chiave probabilmente di questa sfida andata e ritorno, con il ritorno al Massimino. Alessandro. Sicuramente la partita di domani chiama il Catania a fare una partita propositiva, ma stando estremamente attenti agli svarioni difensivi, perché il Padova è una squadra che ha un potenziale offensivo di prim'ordine, almeno 4 attaccanti nella rosa di Torrente sono più che temibili, quindi il Catania secondo me deve fare una partita attenta, non rinunziare a priori all'idea di attaccare e pungere il Padova, che può essere perforabile, ma in primis cercare di mantenere la porta inviolata per poter poi presentarsi alla partita del 2 aprile con un vantaggio considerevole, anche in funzione del fattore campo che avrà a favore nella partita di ritorno. Quindi una partita da leggere con grande attenzione. Sappiamo che Michele Zevoli sembra aver fatto delle scelte nette, soprattutto sul sistema di gioco e sulle sostituzioni ruolo per ruolo, rispetto, diciamo, alle gestioni precedenti,
vediamo da questo punto di vista più linearità. Bisognerà però capire come stanno insomma, i convalescenti, i giocatori che magari rientreranno apposta dalla partita di domani, tipo Di Carmine, perché nell'arco dei 90 minuti bisognerà prima di tutto garantire una tenuta atletica pari al ritmo che avrà intenzione di imprimere alla partita il Padova. Allora staremo a vedere, bisognerà capire anche se Di Carmine potrà guidare l'attacco rosso-azzurro, perché... Ma sai Angelo, l'ho intercettato alla fine della partita col Cerignola, sì, passava diciamo nella zona antistante degli spogliatoi e lui mi ha detto io sono pronto, quindi da questo punto di vista, salvo che non ci siano stati ulteriori contrattempi da venerdì sera a oggi, io credo che Di Carmine sarà disponibile. però abbiamo sentito prima Zeoli parlare di forze da centellinare non solo nell'ottica della partita andata e ritorno con il Padova, ma centellinare anche per il campionato, perché poi domenica per Torre del Greco c'è la sfida di Torre del Greco, quindi evidentemente è una fase, un momento delicato, assai delicato del campionato e di tutta la stagione comunque. Grazie Alessandro, ci fermiamo qui stasera. Per il Catania, ti aspetto qui stasera in studio per Corner, per cercare di conoscere anche meglio l'avversario del Catania, perché siamo alla vigilia proprio della finale di andata e accenderemo i riflettori proprio sulla formazione avversaria, sul Padova, ma non solo quello, vedremo anche dell'altro. Grazie A più tardi. Alessandro, a più tardi con te, mi fermo qui per il momento, c'è una brevissima sosta, poi collegamenti con Palermo e con Messina. Torniamo insieme con Anteprima Corner, allora andiamo subito da Marco Gulla a Palermo. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti, ciao Angelo. Saluto anche Sergio Colosi che vedo già collegato. Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti. Grazie Sergio, cominciamo da Palermo perché questo brutto stop, questa batosta casalinga ha fatto tremare la panchina di Corini, però City Group... mi pare di aver capito, ha intenzione, ha confermato fiducia nel tecnico, almeno insomma nell'immediato certamente. Che cosa sta succedendo a questa squadra che dopo un periodo diciamo, di grande corsa, di grande rincorsa, adesso da un po' di settimane va a corrente alternata e molto spesso però ha delle brutte fermate, degli stop improvvisi? Intanto la sconfitta contro il Venezia, Angelo, è stata una sconfitta assolutamente netta, lampante, che ha messo a nudo tanti limiti di questa squadra. I risultati in questo momento dicono che sarebbe auspicabile cambiare, non tanto perché Palermo crede al secondo posto, non ci crede più probabilmente già da venerdì sera, però perché appunto deve quantomeno conseguire un piazzamento importante proprio per il nuovo campionato che sarà quello dei playoff. E allora, dopo una sconfitta così netta, in cui la squadra, tra l'altro a tratti abbiamo visto che nemmeno seguiva il suo allenatore, era auspicabile insomma probabilmente cambiare, approfittando anche della sosta di campionato per le nazionali. Così non è stato e così non sarà. Palermo continuerà con Eugenio Corini a questo punto, diciamo fino al termine della stagione, pure se dovessero arrivare altre 8 sconfitte, il Palermo, il City Group non cambierà guida tecnica, non rinnoverà il contratto a Corini, contratto che scadrà a fine giugno, però sicuramente fino al termine della stagione Corini sarà l'allenatore del Palermo, anche se i risultati in questo momento, i numeri dicono ben altro. Il Palermo ha collezionato 6 sconfitte in campionato in casa, tra l'altro in casa dove il fattore appunto Barbera spesso è stato l'arma in più del Palermo, che negli anni ha costruito la sua classifica proprio tra le mura amiche. Così non è stato invece quest'anno, quindi insomma qualcosa non va neanche nella mentalità, non va anche nella parte atletica, perché questa squadra inizia ad avere dei problemi anche tra il primo e il secondo tempo, soprattutto ha un calo di rendimento assolutamente palese nei secondi 45 minuti di gara, tutti ingredienti ovviamente che in questo momento il City Group non tiene in considerazione. Vorrei sentire le parole di Brunori rilasciate al termine della partita e poi torniamo per parlare anche di quelli che sono i prossimi impegni della squadra rosanero.
Bisogna metterci la faccia su un momento delicato, perché comunque quando perdi 3-0 in casa è un momento delicato, è un momento che bisogna essere forti a venirne fuori, perché è una bella batosta. Abbiamo 8 partite, nulla è chiuso, quindi bisogna fino all'ultima partita provare a fare qualcosa, è il nostro dovere far questo. Il nostro obiettivo è partita dopo partita riuscire a posizionarsi il meglio possibile. Finché c'è speranza noi bisogna dare il massimo per metterci nella miglior posizione. Allora, volevo sottolineare questa ultima frase di Brunori, per metterci nella miglior posizione. Quello che dicevi tu, dunque il Palermo chiaramente non guarda più il secondo posto, anche perché adesso i punti sono tanti, adesso guarda il miglior piazzamento. Il miglior piazzamento potrebbe essere il quarto o il terzo, però forse più vicino al quarto probabilmente. Sì, 6 punti di stacco, insomma, sono comunque... Angelo, guarda, ti dico la verità, insomma, io secondo me Parma, Venezia, Cremonese e Como in questo momento hanno qualcosa in più rispetto più di qualcosa in più rispetto al Palermo. Ecco perché ti dico che è dura, insomma, anche raggiungere il Como, pensare di raggiungere la Cremonese, insomma, sono squadre che comunque sì, perdono una partita, però poi infilano dentro 3-4 risultati utili consecutivi e prendono il largo. Quindi ecco perché, insomma, io credo che il Palermo debba forse guardarsi il suo quinto posto, e che, insomma, in questo momento la squadra, per quello che abbiamo visto, per le qualità che ha mostrato, probabilmente è da quinto posto. Poi ovvio che tutto è possibile, ci sono ancora 8 partite, c'è una sosta che permetterà magari a Corini di cambiare modulo e soprattutto di amalgamarsi meglio, insomma, ad alcuni interpreti di questa squadra. Però è ovvio, Angelo, che c'è sicuramente una parte di spogliatoio, una parte di comunque rosa che non ha capito bene alcuni dettami tattici del tecnico rosanero, diciamola così, in maniera abbastanza rustica e anche, insomma, concreta. La sensazione a vederla da fuori è che l'effetto Ranocchia si stia un po' esaurendo, insomma non c'è più quella forza dirompente che aveva dato Ranocchia alla Mediana. Ranocchia si è pure infortunato, e capisci, quindi, si è pure infortunato. E quindi diciamo manca, era stato l'elemento che aveva dato la scossa ad un certo punto della stagione, poi un po' è calato, adesso è infortunato, quindi diciamo che non è più quel Palermo. Marco, il prossimo impegno? Il prossimo impegno a Pasquetta, il Palermo giocherà sul campo del Pisa, quindi insomma da aprile inizierà questa ultima fase di Serie B, 8 partite in cui il Palermo dovrà giocare appunto contro il Pisa, poi c'è la Sampdoria in casa, poi a Cosenza, insomma sicuramente delle gare decisive proprio per piazzarsi, come ha detto anche lo stesso Bruno, nella miglior posizione, nel miglior gradino proprio in zona playoff. Ci sarà tempo per parlarne chiaramente nel corso dei nostri telegiornali. Per adesso ti saluto, ti ringrazio, auguro a te un buon pomeriggio. Grazie Marco. Torno adesso a Messina da Sergio Colosi, che ha ascoltato e adesso ci dice qualcosa di questo Messina che nelle ultime settimane è comunque lontano dal Francoscoglio, è riuscito a restare indenne, insomma ha evitato le bordate del Benevento, ha evitato anche nell'ultimo di campionato di andare sotto con il Latina, nel senso che alla fine ha strappato un punto importante ed è lì comunque, non lontanissimo da quella che è poi la zona nobile, nobilissima della classifica, quella dei play-off. Sì, ha dimostrato anche maturità nelle ultime 2 trasferte, giocate in maniera differente, perché contro il Benevento un'ottima prova, poteva anche vincere, con il Latina invece ha rischiato, anche una volta passato in svantaggio con il gol che stiamo vedendo, poi è riuscito a recuperare, però anche nel finale ha rischiato di subire la seconda rete da parte dei laziali. Nonostante questo, 2 prove differenti, però il Messina ha sempre recuperato, sia a Benevento che al Latina, l'iniziale svantaggio, prova di carattere, prova che ormai il Messina si è dimensionato nel contesto di questo campionato, e soprattutto con queste trasferte. Negli ultimi 9 viaggi praticamente 4 vittorie, 4 pareggi, e soltanto la sconfitta di Giuliano al 90° minuto per la formazione di Modica, che evidentemente si esprime meglio in trasferta. Poi c'è Marco Zuma
autore, come vediamo, del pareggio dell'1-1, che è al 7° centro stagionale, lo precede soltanto Emmausso. I numeri cominciano a tornare al Messina, però adesso serve un ritmo ancora più alto, un ritmo maggiore nelle ultime 6 giornate, 3 dentro e 3 fuori, per cercare questa qualificazione ai playoff, tenuto conto anche che i risultati non le hanno dato particolarmente ragione, perché il Sorrento ha pareggiato a Taranto, soprattutto il Foggia ha battuto la Juve Stabia in casa, e questo risultato ha permesso proprio ai satanelli di superare il Messina a quota 42 insieme al Sorrento, mentre il Messina è a 41. Messina che comunque ci proverà fino all'ultimo nel tentativo di raggiungere questi playoff, ormai dando per scontata quella che è la salvezza diretta. Allora sentiamo le parole di Manetta nel dopogara. Era veramente una partita importante per noi, cercare di portare punti qui a Latina. Sapevamo che veramente era una squadra difficile da affrontare, veniva da un'ottima vittoria a Crotone e penso che sia stata una partita veramente combattuta, una bellissima partita, giocata a viso aperto da ambedue le squadre, dove ci sono state veramente bei duelli e secondo me ha vinto il bel gioco. E il pareggio posso dire che alla fine è stato giusto, abbiamo avuto qualche occasione noi, qualche occasione loro, però è stato secondo me un pareggio giusto, dove le due squadre secondo me hanno espresso un ottimo calcio. Sì, sono state 2 trasferte toste dove secondo me ci siamo comportati benissimo, come Benevento e Latina, 2 signore squadre. Sottolineato come il Messina, la squadra di Modica in trasferta, stia facendo comunque valere la sua freschezza, secondo me più freschezza anche mentale, non solo fisica, da questo punto di vista. Sergio, ci avviamo verso la conclusione, ma abbiamo da ricordare quello che è il prossimo impegno chiaramente del Messina. Sabato prossimo è scontro diretto contro il Foggia alle ore 14 al Franco Scoglio, seguirà sabato ancora successivo, il sabato di Pasqua invece alle 16:15 la trasferta a Castellammare di Stabia, ma nel prossimo turno c'è anche un Sorrento Juve Stabia molto interessante. Parliamo di zona playoff, dunque il Messina che dovrà cercare di dare il massimo contro un Foggia che però sta facendo benissimo con il ritorno di Cudini, ha vinto 5 delle ultime 7 gare. Tornerà Emmausso che ha scontato la giornata di squalifica, disponibili anche Plescia e Civilleri. Messina che domani riprenderà con una doppia seduta di lavoro. Grazie Sergio, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie, ci racconterai l'avvicinamento alla partita con il Foggia nel corso dei telegiornali. Mi fermo qui con Anteprima Corner, vi aspetto stasera alle 20:45 su Telecolor, parleremo di Catania, parleremo della vigilia della finale di Coppa Italia d'andata con il Padova di domani, avremo anche un occhio chiaramente sul campionato rispetto a quello che è successo col Cerignola e ci proietteremo al prossimo match, quello con la Turris di domenica prossima. Grazie a tutti, buon pomeriggio.